Didi, guarda lì. Didi, andiamo al mare, cosa dici? Ciao ragazzi, porterei anche la Didi nel Veneto orientale, dove sono stato qualche mese fa insieme a dei colleghi tedeschi per un educational tour alla scoperta di alcune realtà veramente interessanti. Una di queste che mi ha particolarmente colpito è la locanda Gioia D, gestita da due coniugi, Vincenzo e Nelì, un luogo ricco di grande passione per la cucina. Si mangiano cose buone, Didi, buonissime. Ciao ragazzi, una delle cose che maggiormente mi gratificano nel fare il mio mestiere è incontrare persone che sono riuscite a concretizzare un sogno, che hanno convogliato energie, speranze, soldi, paure nel conseguimento di un obiettivo. Persone come Vincenzo e sua moglie Nelly, che qui nell'entroterra veneziano, nella campagna apertissima di Torre di Mosto, hanno concretizzato il loro sogno che si chiama locanda, ma è una locanda molto particolare perché prima di tutto è casa loro. Questa è casa nostra, non eravamo ristoratori, però ci piace giustamente mangiare bene e cerchiamo di fare i piatti più tradizionali possibili e con prodotti di alta qualità. Questo era il nostro sogno da sempre, perché girando e mangiando in tanti posti abbiamo cercato di raccogliere un po' di notizie in giro per i ristoranti come noi, e esprimerci nella nostra maniera. Ma chi è lo chef? Vincenzo? Qua è una storia lunga. Un po' io, un po' lei. Cos'è questo posto per te? È il mio cuore. Perché? Perché è nato con l'idea di preparare i piatti che ci piacciono, di stare con la gente, di coccolare i nostri ospiti, che quando vengono come clienti escono come amici. Ho conosciuto Nelly e Vincenzo nel corso di un educational tour con dei colleghi giornalisti tedeschi qualche tempo fa. Sono voluto tornare a trovarli perché ci sono due cose che mi sono piaciute di loro. La prima è il piacere di cucinare, proprio un piacere, così come lo vivono loro. E il secondo aspetto è il senso dell'accoglienza. Ed è una cosa questa che li emoziona, ma veramente tanto. Uno che viene qui deve sentirsi in famiglia. È in famiglia. Perché? Perché noi siamo così. Noi ci sediamo a tavolo con le persone, quando creiamo un po' di amicizia beviamo un bicchiere assieme e cerchiamo di coinvolgere, coinvolgiamo la gente nel parlare, dialogare, perché il ristorante che fa, come ripeto, i 100-200 coperti non è nel nostro interesse. Ecco. Perché dai valore a questa cosa, al parlare con le persone? Perché ormai è rimasto poco nella vita che la gente esprime, parla con la gente, no? E è più business. E questo nostro, non dico che non lo facciamo per lavoro, lo facciamo anche per il lavoro, ma per stare con la gente. Perché ti emoziona questa cosa, Vincenzo? Perché non lo so come spiegarti, è una cosa dentro di me che mi piace. Cosa ti piacerebbe che una persona che viene qui si portasse via di questo posto e di voi? La nostra amicizia, la nostra accoglienza, il nostro amore per la cucina. Perché ti emoziona questa cosa? Perché è una cosa dentro di me.
Ma in cucina, tradizione o innovazione? Chi la spunterà? Tu sei più per il tradizionale? Io sono più per il tradizionale, per la carne alla griglia, le tartare, per il pesce crudo. L'Anelli è più per i piatti innovativi, diciamo, sempre tradizionali, però con un tocco di innovazione. E si sposano queste due filosofie? Sì, con tante liti, ma si sposano. A me piacciono i piatti un po' rivisitati, con i sapori naturali di una volta, però presentati un po' più moderni, quello che piace oggi. E come sono un po' artista, mi piace fare i quadri e quando sono libera e quando lavoro in cucina faccio i quadri sui piatti. Perché cucinare è un'arte. È un'arte. È un'arte. Didi, tu la cioccolata non puoi mangiarla, ma io sì. E infatti un'altra delle realtà che abbiamo incontrato in questo tour, sempre in terra veneta orientale, è un luogo dolce gestito da due fratelli, specializzati da tanti anni nella produzione di cioccolato, che è veneziano, proprio come la loro cioccolateria. O no? Vero sì, vero sì. Tutte le forchette. Caposile, un luogo chiave un tempo per i commerci di questo territorio, perché su questo pontile, ora ovviamente ristrutturato, arrivavano i battelli che poi trasportavano le merci da e verso Venezia. Quindi era un luogo particolarmente importante ed è anche grazie a questo pontile che è nata la storia della cioccolateria veneziana, oggi portata avanti da tre fratelli, Francesco, Simone e Marta. E la loro è veramente una bella storia. E adesso andiamo in cioccolateria. Perché cioccolateria veneziana? Volevamo dare un'identità precisa all'azienda, data che è nata sulle spoglie di una cantina che commercializzava con Venezia, perché non dare il nome cioccolateria veneziana? E siamo così, cioccolateria veneziana. Nasce all'inizio degli anni 60, una tradizione di famiglia, dalla nonna al papà e ora lavoriamo io e Simone. Questo? Cuore di cioccolato, una ricetta conservata della nonna agli inizi del Novecento, quindi passione, amore e tradizione specialmente, e lunghi anni di esperienza. Quanto è bello lavorare alla cioccolata? Sicuramente il cioccolato è un prodotto vivo che va conosciuto, però dà grandi soddisfazioni, soprattutto perché poi alla fine si gusta e quindi lo si sente veramente in bocca e quindi poi alla fine non è un lavoro, è una passione e quando ti diverti il tempo scorre velocemente. Questo è quanto.